Onorevole Antonio De Poli, come Questore del Senato, ha annunciato un risparmio in bilancio di 75 milioni e mezzo di euro. Come ci siete riusciti? Intanto abbiamo fatto un taglio quest'anno nel bilancio del Senato di 75,5 milioni di euro, che è una cifra importante, proprio intervenendo specificatamente settore per settore, nei 3 settori di appartenenza, in modo particolare nell'area cosiddetta senatori, nel personale del Senato, in quelle che sono le spese vive di tutti i giorni. E dall'altra parte abbiamo fatto un calcolo, praticamente quest'anno il Senato costa meno di €1 al mese ai cittadini italiani, che significa uno 0,066% rispetto ai bilanci dello Stato stesso. Ci può dare qualche dettaglio di questa sforbiciata, chiamiamola così? Sì, abbiamo tagliato, come dicevo prima, partendo dall'area degli eletti, quindi di noi, da quella che era la diaria, da quella che era l'indennità dei senatori, dagli ex senatori, che ne abbiamo dato un contributo di solidarietà sia per chi è cosiddetto in pensione, sia da parte del personale che dei senatori stessi. Abbiamo bloccato quello che era il turnover del personale, gli scatti chiaramente all'interno del personale, che qui facendo decine di milioni quindi di sforbiciate, quindi di risparmi. Dall'altra parte ancora attenzione a quelli che erano i costi vivi, diciamo, di tutti i giorni, dalle spese elettriche, di manutenzione, di quelli che sono i contesti di tutti i giorni. Una valutazione, c'erano davvero tanti sprechi? Direi che più che sprechi erano modalità di intervento che nel corso degli anni erano ben consolidate. È chiaro che facendo così si deve dare più attenzione, poi molti degli aspetti abbiamo rinnovato con nuove gare, nuove procedure, tutti gli aspetti dall'informatica, le procedure anche rispetto al cartaceo invece a quelli che oggi possono essere nei contesti elettronici, eccetera. Levando tutte queste spese abbiamo fatto una riduzione importante. Ultima cosa, quali possono essere i prossimi passi anche alla luce delle possibili modifiche? Il primo passo che stiamo facendo proprio in questi giorni è quello di famosi tetti ai nostri dipendenti, quindi un taglio importante a tutta quella che è la struttura di Camera e Senato e degli organi costituzionali, che significano anche qui ulteriori risparmi, e portare chiaramente anche l'ente cosiddetto Senato, Camera, gli enti pubblici, gli enti costituzionali a un parametro di riferimento più consono a quelli che sono i normali parametri al di fuori delle Camere stesse. Questo è il primo passo. Il secondo è quello di unificare chiaramente in un unico contesto parlamentare, non più Senato-Camera, tutti i nostri dipendenti, e dall'altra parte anche lo stesso i parlamentari, non più senatori e deputati, ma in un unico contesto. Qui si significano veramente decine di milioni di risparmi che chiaramente vanno ad far sì che questi enti abbiano un peso molto minore rispetto al bilancio dei nostri cittadini.